La riqualificazione dell'ex artiglieria con 3.850.000 euro, la riqualificazione dell'ex mulino Gallisai con 2 milioni di euro, il piano Restart finalizzato a potenziare il sistema dell'Università della Ricerca con 5.150.000 euro. Sono questi i 3 progetti inseriti nell'area vasta di Nuoro approvati stasera dalla cabina di regia del piano di rilancio del Nuorese, che si è riunita nella sede della provincia sotto il coordinamento dell'assessore degli affari generali Filippo Spanu, alla presenza anche dell'amministratore straordinario della provincia Costantino Tidu e del sindaco di Nuoro Andrea Suddu. Con le nostre risorse integriamo lo stanziamento del governo nell'ambito del piano Nuoro le periferie al centro della città, ha sottolineato l'assessore Spanu. Abbiamo dato impulso al percorso nella convinzione che l'intervento programmato possa rappresentare un valore aggiunto per la candidatura di Nuoro a Capitale della Cultura 2020, che verrà presentata a Roma il prossimo 5 febbraio. La Giunta Pigliaro è al fianco della città e dell'intero territorio per il raggiungimento del prestigioso obiettivo, ha rilevato Spanu. Tutto questo in piena coerenza con le finalità del piano di rilancio del Nuorese, che prefigura uno sviluppo basato sulla cultura e sull'ambiente. L'intervento proposto per l'ex artiglieria ha l'obiettivo di rendere il nuovo spazio un luogo legato al tessuto urbano e alle aree adiacenti, in grado di riorganizzare i percorsi e i collegamenti fra gli edifici e le zone verdi. L'ex mulino Gallisai invece ospiterà il centro didattico e di ricerca dell'università. Infine Restart è un progetto di ricerca finalizzato attraverso l'università a dare un forte impulso culturale al nuorese, mitigando gli effetti dell'isolamento.